Al nuovo progetto Acregas si continua a lavorare in silenzio, preferendo la massima discrezionalità per evitare disturbi di calciomercato. A sentire le numerose indiscrezioni, molto vicine all'ambiente biancazzurro, la società Acregantina attende con fiducia di conoscere la categoria di partenza. Ciò potrebbe avvenire nei prossimi giorni e si attende con ansia. Nelle scorse settimane si sono registrate delle novità importanti come la scelta del nuovo tecnico, che sarà quasi sicuramente Sebi Catania, più volte visto da Agrigento in compagnia del patrone Laporta, e dell'avvocato Rosato, e anche quella del DS Tino Longo, ex Pro Favara. La rosa dei calciatori per il prossimo biennio è pronta. Si sussurra da più parti una conferenza stampa dell'assessore Gerlando Piparo. Infatti questa conferenza è abbastanza imminente e molto probabilmente sarà realizzata in occasione di questa settimana. Si parlerà sicuramente anche della realizzazione delle torri faro allo Stadio Seneto. Sicuramente è un po' impressionante che in questa prima fase stagionale, dove quasi tutti gli altri club sono in piena attività, manchi proprio l'Acregas. In tempi non certo remoti, tra indiscrezione e presentazione ufficiale, il club biancazzurro faceva già sognare i propri sostenitori. Chiediamo solo di avere un po' di pazienza, dicono sottovoce i diretti interessati. Il tempo ci darà ragione. Il gigante comunque è pronto a ripartire. E secondo forti indiscrezioni, ed è questa la novità assoluta, il prossimo 4 agosto, che corrisponde al lunedì, dovrebbe essere suonata la Dunata con la rosa di calciatori già contattata nelle scorse settimane, che hanno deciso di sposare questo nuovo progetto chiamato, come sempre, Acregas.